Chiediamo una manovra di bilancio con un forte segno a sostegno delle famiglie, cioè a quel presepio vivente in carne ed ossa che è fatto dai veneti che ogni giorno hanno i figli da mandare alle scuole, all'università, agli asili nido o hanno i nonni da prendersi in carico o da far prendere in carico alle case di riposo. Una manovra forte che vuole rispondere alla difficoltà delle famiglie che hanno meno, ma non solo a loro, anche a quelle del ceto medio che stanno pagando la crisi. Abbiamo questa proposta di un fondo Operazione Futuro, perché senza famiglie il Veneto non ha futuro, un'operazione che vale 49 milioni di euro e per questo siamo disponibili a introdurre una mini addizionale sui redditi sopra i 75 mila euro. Sono appena 63 mila i contribuenti veneti che hanno questo reddito a fronte di 2 milioni e 600 mila contribuenti che invece avrebbero benefici da questa operazione futuro per le famiglie. Le risposte che noi diamo sono queste: 1000 riduzioni dirette degli asili nido, 1000 borse di studio universitarie, 1000 impegnative di residenzialità per i non autosufficienti, anziani o disabili che hanno bisogno di servizi, 6.000 contributi per gli affitti alle famiglie che oggi in Veneto sono a zero, 30.000 riduzione di abbonamento di trasporto pubblico locale per gli studenti e 10.000 contributi per il reddito di inclusione che il governo ha stanziato e al quale il Veneto si aggiunge come misura di sostegno.